Martedì 1 ottobre 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento a Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e del canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepaz ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano ci porta a Longarone Fiere. Rilancio Longarone Fiere, provincia e comune danno il via libera alla ricapitalizzazione da 800.000 euro. I 4 soci principali detengono l'87% delle quote. Con l'aumento di capitale cambiano gli equilibri, più peso a Regione e Camera di Commercio. Con l'aumento di capitale cambiano le partecipazioni societarie dei soci di Longarone Fiere. Il Consiglio provinciale ieri ha approvato la ricapitalizzazione da 800.000 euro suddivisa tra Comune di Longarone, Provincia, Camera di Commercio, 195.133,33 euro ciascuno e Veneto Agricoltura, 214.600 euro. Tutti gli altri soci non verseranno un euro in più, diminuendo però la partecipazione. La manovra servirà a rilanciare Longarone Fiere e renderlo più rispondente ai tempi, ha precisato Roberto Padrin, sindaco del comune di Longarone e presidente della provincia di Belluno. L'approfondimento di Dalanese a pagina 27. Si parla di unioni montane, il parere dei sindaci. Unioni montane, prima dei tagli vanno stabilite le loro funzioni. La Regione vorrebbe portarle da 9 a 4, ma per il territorio non potranno essere meno di 5. L'approfondimento di Dalmas a pagina 16. La decisione del Ministero, fondi agli Atenei Scure di Roma, Veneto colpito si salva Padova. Il Ministero riduce il fondo di finanziamento ordinario per gli Atenei del 2,12%, tagli che pesano molto in Veneto. Nelle cronache Belluno, tensioni in comune, maggioranza spaccata in consiglio, tensioni a Palazzo Rosso, il pretesto è la discussione dello stato di avanzamento dei programmi dell'amministrazione e il DUP, Forza Italia e il Patto per Belluno si astengono, un segnale fortissimo che testimonia la profonda frattura nella maggioranza. L'approfondimento di Forzin da pagina 18 a pagina 19. In carcere a Belluno, aggressione, agente finisce in ospedale, weekend di violenza nel carcere di Belluno, ancora aggressioni, minacce e danneggiamenti nelle serate di venerdì e sabato. A denunciare gli episodi i sindacati della polizia penitenziaria, abbandonati anche dalle istituzioni locali. L'approfondimento a pagina 17. La foto di copertina ci porta nel capoluogo, impressionante la quantità di residui di sigarette raccolte in poche ore nelle vie del centro di Belluno. Il bottino dei volontari, una montagna di mozziconi. Mozziconi di sigaretta ammassati sopra un nylon, l'impresa di 16 volontari ha ripulito il centro della città. Come possiamo vedere da questo scatto, l'approfondimento di Ruffini lo troveremo a pagina 22. Questi quindi richiami sulla prima pagina del Corriere delle Alpi dedicati alla provincia di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. La notizia in primo piano in questo caso riguarda invece il mondo della famiglia. Asilo nido, c'è posto per 1 su 3. Situazione drammatica nel capoluogo, 115 richieste ma la disponibilità è molto inferiore. Feltre in proporzione sta meglio. Nido comunale, 115 bimbi in attesa, ma le risposte date ieri in Consiglio Comunale non aiutano a superare l'impasse. A Feltre ci sono più posti che a Belluno a fronte di 2/3 di popolazione, per non parlare di Sedico e altri territori. Il comune deve essere più presente e fare di più, ha detto la consigliera comunale del PD Maria Teresa Cassol, che assieme al consigliere di Valore Comune Riccardo Samaria ha portato il caso in Consiglio Comunale ieri a Palazzo Rosso, in cui si è parlato anche della carenza di insegnanti di sostegno. Il sindaco Oscar De Pellegrin ha parlato di un boom di domande quest'anno per la buona reputazione del nido comunale e le sue rette estremamente accessibili, ma secondo la consigliera Cassolo non ci sarebbe la presa di coscienza del problema. È una questione di pari opportunità. A Belluno il 65% della popolazione femminile lavora. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 7. Foto di copertina, sicurezza, presentati i 4 nuovi ufficiali, carabinieri, la squadra per i giochi. La presentazione dei 4 nuovi ufficiali dei carabinieri la vediamo in questo scatto, l'approfondimento di Longhi a pagina 2. E sempre a proposito di Olimpiadi in passivo, ci rimetterebbero i cortinesi. Durante il Consiglio Comunale la minoranza ha esposto per prima
le preoccupazioni su eventuali deficit dovuti agli investimenti olimpici, l'amministrazione ampezzana partecipa per il 7,14% a Fondazione Milano Cortina che organizza i giochi. È la stessa percentuale del Comune di Milano che pure ha capacità economiche e finanziarie ben diverse. E la risposta del sindaco Lorenzi non nega gli stessi timori. Non c'è ancora la sicurezza di una garanzia che ci è stata preannunciata in un incontro con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dicono che le garanzie ci sono, ma vedremo, vogliamo verificare l'approfondimento di Di Bona a pagina 13. Longarone, richiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, Longarone Fiere ha approvato l'aumento di capitale, comune, provincia e Camera di Commercio sono alla pari. E ancora dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Feltre condannato stalker di 90 anni. Avevano acquistato la villetta dei loro sogni, quella casa a Zermeni in comune di Feltre era il luogo ideale per una famiglia con genitori e 2 figlie, delle quali una ancora adolescente. Ma quella scelta si è trasformata in un incubo per un vicino che li perseguita. Ieri l'uomo 90enne, Luigi Orsato, che non si era fermato nemmeno dopo essere stato ammonito dal questore, è stato condannato a 1 anno e mezzo di reclusione e 10 ottobre a un altro procedimento. Rivolta in carcere, agente ferito, minacce e danni, i sindacati, i colleghi ci sentono abbandonati e servono interventi. L'approfondimento di Longhi a pagina 3. Il caso, anche i pescatori dicono no al Vanoi, progetto che penalizza i territori, l'articolo di Federica Fanta a pagina 9. Per lo sport, hockey, il Cortina taglia il traguardo del secolo, sabato Poccol ospiterà la grande festa, l'approfondimento di Marco Di Bona a pagina 14. D'iniziativa Marcolin, borsa di studio per la ricerca sul cancro, la notizia la troviamo a pagina 10. E ancora il personaggio, il figlio di Baglioni in ospedale, professionisti ad Agordo e così. Il musicista, figlio del cantante che ha dedicato un brano al paese, ha elogiato i medici e gli infermieri che lo hanno assistito nella degenza. L'approfondimento di Fontanib a pagina 11. Addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, siamo a pagina 2. Carabinieri, ecco la squadra olimpica, presentati i 4 nuovi ufficiali destinati a coordinare sicurezza e prevenzione del territorio prima e durante i giochi. Sono Alessandro Staracci alla guida del reparto operativo, Giovanni Meriano, Francesca Tirocca e Andrea Caminiti. L'iniziativa a Belluno, il summit sulla intelligenza artificiale, la città si conferma capitale dell'innovazione. E adesso spostiamoci al carcere di Belluno, la protesta dei detenuti, agente schiaffeggiato, il carcere Baldenic resta una polveriera. Venerdì sera l'aggressione, poliziotto ferito, il giorno dopo un altro episodio, i sindacati denunciano personale abbandonato a se stesso, ora basta. L'altra faccia della casa circondariale, reclusi che lavorano, record a Belluno sono il 75%, la media è del 10%, quindi notizie belle e brutte, in questo caso che interessano il carcere del capoluogo bellunese. Spostiamoci a pagina 5, non avete fatto abbastanza e la maggioranza si spacca, giunta bocciata da Patto e Forza Italia sullo stato di attuazione dei programmi, ben 4 consiglieri della coalizione si sono astenuti, solo 15 voti a favore. Rimasti compatti invece sul documento che auspica lo Ius Scholae, approvato solo dalle minoranze. E sempre dalla politica del capoluogo, l'assessore Franco Roccone, Spessarena, quest'opera è indifferibile, già presentato un progetto per i 2500 posti. L'assessore Roccone ha spiegato ieri il piano B per assicurare alla struttura la capienza massima. E sempre dal capoluogo, rivoluzione viabilità Lambioi, aperta la bretella in via Dendrofori e zona 30. Attivata da ieri, da ieri pomeriggio la nuova viabilità annunciata nei giorni scorsi in zona Lambioi, è stata aperta la bretella che in viale dei Dendrofori consentirà la circolazione durante i lavori di esecuzione del sottopasso che collegherà il parco fluviale con il parcheggio di Lambioi. Una viabilità provvisoria che resterà in vigore fino al 31 gennaio. È richiesta la massima prudenza anche perché c'è la possibile uscita di mezzi dallo stesso cantiere, il limite di velocità da rispettare di 30 km orari. E sempre da Belluno, nido comunale a Feltre più posti che qui. In consiglio il tema ha aperto la seduta di ieri a causa del boom di richieste per il comunale, 115 famiglie in attesa. La questione è partita da una domanda di attualità dei consiglieri Cassol del PD e Samaria di Valore Comune. Fate qualcosa, è una questione di pari opportunità. A Belluno il 65% delle donne lavora, uno dei dati più alti. Addio al cane Alex, 15 anni vissuti in canile, il saluto di Martina, la volontaria Paca che lo ha accudito, mi ha insegnato tanto, ha lasciato in segno in tutti noi. E ancora da questa pagina, Anci Veneto, 5 nomi bellunesi e una rappresentante nel direttivo.
Passiamo adesso nel Feltrino, Pedavena, scuola dell'infanzia, cibi a chilometro zero. Per la mensa della materna il comune utilizzerà cibi biologici inseriti nella carta del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. La giunta ha approvato l'acquisto degli arredi da utilizzare per la mensa, adeguandola alle esigenze dei bambini. Emigrazione bellunese in Belgio, il libro, l'appuntamento è per il 4 ottobre, venerdì alle 20:30, nella sala del municipio di Fonzaso. Libro edito da Bellunesi nel Mondo Edizioni a cura di Egidio Pasuc. Feltre ecovolontari, 20 pile donati dalla Cassa Rurale, la responsabile Pierina Levorato, siamo orgogliosi che il nostro impegno sia stato valorizzato. Passiamo adesso a pagina 9, stancato il vicino stalker novantenne, 1 anno e mezzo di reclusione, all'anziano che avrebbe reso la vita impossibile a una famiglia, avevano coronato il sogno di una vita acquistando una villetta a Zermen, ma poi è diventato un incubo. La Mon, diga del Vanoi, i pescatori contrari, il presidente Filippo Sitran, il rischio è depauperare l'intero ecosistema. Sempre dal Feltrino, Santa Giustina, giornata della rosa, partecipate in gara 700 atleti a favore dell'Associazione Italiana Persone Down. E sempre da Feltre, una città senza barriere e anche i palazzi storici saranno accessibili, i progetti previsti saranno presentati giovedì alla Rizzarda. Classifica FAI, Fondo Ambiente Italiano, l'Albuino ora è primo in Italia. Una bella notizia, invitiamo tutti a votare per questo luogo ma anche per altri luoghi del cuore che sono stati candidati all'interno della provincia di Belluno. È un'importante azione per dare valore appunto ai beni presenti nella nostra provincia. Siamo a pagina 10 del Gazzettino di Belluno. Fiere, approvate le 3 quote gemelle. A Palazzo Piloni il sì alla ridistribuzione paritaria fra Comune, Provincia e Camera di Commercio. Oltre all'aumento di capitale, Padrina è presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco del comune di Longarone. L'ultimo bilancio inutile dà valore al rilancio. Futura si astiene, non abbiamo visto alcun business plan. Sempre da Longarone, un ricercatore studierà i tumori al seno grazie al contributo di Marcolin, grazie appunto a una borsa di studio messa in atto da questa azienda del settore dell'occhielleria presente nel comune di Longarone. A Ponte nelle Alpi, Somacala al Consiglio, critiche ridondanti e perditempo. Continuiamo a sfogliare le pagine del Gazzettino di Belluno. Siamo ad Agordo, il figlio di Baglioni, ospedale di qualità. Ricoverato per calcoli renali, Giovanni, musicista anche lui, ha raccontato sui social network la sua esperienza sanitaria. Non c'è e non ci sarà più bisogno di angeli in camicie, ma di essere umani, della loro umanità li rende grandi. Questa è la dichiarazione di Giovanni Baglioni che vediamo in questo scatto appunto fatto ad Agordo. 1000 battaglie per le luci ai serrai e poi il risultato è stato questo. Maurizio De Cassana, già sindaco di Rocca, dopo aver già espresso le proprie perplessità sul recupero e la sistemazione del sito naturale della Gora dei Serrai di Sottoguda, ritorna sul tema. Questa gora naturale è stata completamente stravolta, avevo già parlato nei giorni precedenti all'inaugurazione e all'apertura del sito ai visitatori, ricorda De Cassana, e in quel momento le mie erano solo delle perplessità sorte valutando quel poco che si era riusciti a intravedere su come era stato progettato il recupero del sito dei serrai. Ora però che ho avuto modo di vedere e di sentire anche tanti commenti da parte di turisti, anche i miei clienti che da vecchia data vengono in Valpettorina e conoscevano la realtà dei serrai, devo constatare che le mie perplessità che avevo avanzato nei mesi scorsi sono diventate in me certezze, una critica alla quale l'attuale sindaco Valerio Davare, definendola una scarna polemica, ha preferito non rispondere. Siamo a pagina 13, debiti dolomitici, paura di dover pagare, non ci sono ancora garanzie nazionali che tutelino il comune e il municipio, si temono le conseguenze di un eventuale deficit. Siamo ovviamente a Cortina d'Ampezzo. Lorenzi, non riguarda solo noi ma anche gli enti territoriali, i costi organizzativi dovrebbero essere tutti della fondazione. L'Osso di Cadore, addio alla memoria storica del paese, oggi il funerale di Walter Laguna. Ai ragazzi raccontò: fui messo al muro per 2 volte dai soldati tedeschi, mi nascondevo lungo le buche sul Piave. Comerico Superiore, inaugurata la ferrata Cingia Manuela. Dopo i lavori di ripristino è stato inaugurato domenica scorsa dal CAI e da molti altri alpinisti locali e non il sentiero attrezzato 101, meglio conosciuto come Passo della Sentinella, che è anche il nome della località mozzafiato che si raggiunge dopo una salita che rimane impegnativa anche per chi è allenato. Il tratto più panoramico, che è stato risistemato anche dopo alcune frane dovute al maltempo, era stato battezzato con il nome di Manuela De Candido, figlia di Italo, ovvero del socio più longevo della Val di Comelico. Pieve di Cadore, multato a velocità doppia, fa ricorso al comune, respinto.
Queste le notizie principali che troverete nell'edizione di oggi del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima la troviamo a pagina 16. Prima del riordino ridisegniamo le funzioni delle unioni montane. I sindaci e i presidenti non dicono no al riassetto, ma prendono tempo. Potrebbero scendere da 9 a 5, ma sarà una trattativa molto lunga. Gli accorpamenti, prima dobbiamo eleggere presidente e consiglieri mancanti e poi confrontarci. Questa è la dichiarazione di Oscar De Pellegrini, sindaco di Belluno, crede nell'operazione della regione. Continuiamo con le notizie riferite al territorio bellunese, siamo a pagina 18, il Consiglio Comunale, Forza Italia e Patto contro l'operato della maggioranza in aula e rottura, terremoto sullo stato di avanzamento del programma, Mella non abbiamo visto i risultati che ci attendevamo. Bocciato lo Ius Scholae, civiche e partiti si uniscono, solo la minoranza a favore, nessuna parola dal sindaco e dalla sua giunta, Fratelli d'Italia, non c'è alcuna discriminazione fra minori italiani e stranieri. Continuiamo con le notizie del territorio bellunese, l'accoltellamento in via del Boscone, notizia di cui abbiamo dato spazio nell'edizione di ieri. Accerchiati dal branco, marito e moglie ricoverati in ospedale. Migliorano le condizioni dei due bellunesi, dovrebbero aver fornito una sommaria descrizione degli aggressori. Scuola, sempre più studenti disabili con il diploma superiore, lo conferma un monitoraggio dell'ufficio scolastico veneto, quasi il 74% di loro arriva alla fine del ciclo di studi e può accedere all'università. Continuiamo con Feltre, pagina 23, frane, dissesti, vasche e tubature, il comune sistema 5 frazioni, 8 gli interventi di difesa idrogeologica messi in cantiere, 1,5 milioni per Vignui, Vellai, Zermen, Villaga e Tomo. Ora ci sarà il bando, visti tanti lavori sarà complicato trovare le imprese. Stocchino a Feltre, colpi di scacciacani per spaventare i vicini, condannato a 18 mesi. Passiamo adesso siamo a pagina 24 del Corriere delle Alpi, Tancredi, ritorno all'universo tenendo i legami con la città. Grande partecipazione al primo incontro alla Galleria Rizzarda, venerdì il secondo appuntamento per celebrare i 60 anni dalla morte. Serena del Grappa, Guadagnin nell'Anci, tanto lavoro da fare, vediamo in questo scatto la giovane Denise Guadagnin. Passiamo a pagina 25, Lamoni, i bacini di pesca bellunesi contro la diga del Vanoi, a rischio la fauna ittica. Serena del Grappa, faccia a faccia con i lupi, li spaventa con i petardi. Daniela Vitocco è la titolare dello storico bar in piazza, erano in 7, a salita la mia asina, c'è da preoccuparsi. L'inaugurazione San Gregorio Fab Lab, il luogo dove coltivare innovazione e creatività. E ancora a Santa Giustina la mostra mercato torna tutta all'aperto. Passiamo a pagina 26, sviluppo della Valle del Mis, ora la luce nelle gallerie. Il sindaco di Sospirolo Mario De Bon plaude al completamento della linea fino alla Soffia, raggiunto un traguardo importante, ora le potenzialità di crescita sono aumentate. Il riconoscimento di Legambiente premia la pulizia del nostro lago. La consigliera veneta Silvia Cestaro, dobbiamo puntare su turismo di qualità. Altre notizie brevi, 2 da Sedico, filiera del Legno Veneto al centro consorzi, 2 giorni di incontri. E ancora a Sedico andrà avanti il piano di studio sulla pietra delle Prealpi. Economia bellunese, Longarone Fiera aumenta il capitale, ente più forte per le nuove sfide, con comune e provincia più peso nel CDA per Camera di Commercio e Veneto Agricoltura. Parcheggi a pagamento e nuovi appuntamenti è il piano per crescere. Stiamo lavorando per portare nel 2026 un evento sul turismo ciclo pedonale. Questa è la dichiarazione del presidente di Longarone Fiere, Michele Dalfarra. Agordo, spaccio di eroina a domicilio, una coppia finisce in tribunale, 2 imputati accusati di vendere droga dopo una serie di intercettazioni si rifornivano a Padova ma avevano un GPS della polizia sotto la macchina. Colle Santa Lucia, impianto per il GIA, osserva il piano neve, l'iter si prospetta in salita per la cabinovia dal Fertazza. Il sindaco frena, dobbiamo usarla per ridurre il traffico. Voltago, via Savà isolata, sarà realizzata una nuova strada. Alleghe, Zovegne de Naota in festa alla palestra di Caprile. Passiamo a Cortina, in Consiglio Comunale, garanzie sui conti delle opere olimpiche, Lorenzi chiede certezza al governo, notizia di cui abbiamo dato spazio leggendo il Gazzettino di Belluno. Siamo adesso a Pieve di Cadore, stangata con il Velox a TAI, contestata da un avvocato, il comune vince in appello. Altra notizia trovata sempre sul Gazzettino. Passiamo alla rubrica Giorno e Notte, pagina 31, Ponte nelle Alpi, a teatro con mamma e papà, 5 spettacoli sulla bellezza. Torna la rassegna per le famiglie al Piero Bono, primo appuntamento il 9 novembre. Rossi, continuiamo a crescere, proposte anche 3 date per le scuole locali.
John Denver Band Project in trasferta in Colorado è la terra del nostro idolo. La banda di 6 musicisti, capitanata da Davide De Bona, parte oggi. È la nostra quarta volta, la prima nel 2014 è stata un'emozione unica. Anania vince il concorso Edna Bucca a Catania, altra notizia invece che interessa uno scrittore bellunese. Dalla rubrica Cultura e Società, Ilaria Tutti, un mistero nella risiera, esce oggi Risplendo non brucio, romanzo storico della scrittrice di Gemona. Fra Trieste e la Germania un padre e una figlia scavano negli orrori della guerra. Passiamo adesso allo sport, pagina 34. De Carli con la Dolomiti non è un match normale, i dirigenti mai più sentiti dopo il divorzio in estate. Serie D, nel Bassano c'è il grande ex che ha lasciato con polemiche. Domani alle 17 l'attesa sfida in programma allo stadio Mercante. Calcio di seconda categoria, Baldovin come Ronaldo, è virale la rovesciata del giovane del Domegge. Pallamano Serie A Silver, Belluno, un pari con Rimpianti, Bortolotto, potevamo vincerla. Pallavolo Serie A 3, Mian, il Belluno ha un roster lungo, è così che si vincono i campionati. Tennis, somma calda applausi al Tennis Club Padova contro atleti di categoria. WADA poco trasparente, il marciatore Schwarzer al tennista nel mirino dell'antidoping, gli italiani hanno capito tutto, chi controlla il controllore e l'approfondimento vi aspetta a pagina 37. E terminiamo invece con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso al salvo temporanee e parziali schiarite, probabilità alta di precipitazioni sparse intermittenti in prevalenza di moderata intensità con possibili rovescio locali temporali soprattutto su pianura e costa nella seconda parte della giornata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20 via streaming e domani all'1 Eurolocale Italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.